Ben ritrovati dalla redazione. Le pressioni del Ministero delle Imprese e della Regione convincono Faircap a farsi da parte. Lo stabilimento Flex di Trieste potrebbe cambiare proprietà nel giro di qualche mese, dopo che il fondo tedesco lo ha rilevato soltanto a fine gennaio dalla multinazionale americana dell'elettronica. La nuova riunione del tavolo ministeriale di crisi si conclude con un colpo di scena preparato in realtà sotto traccia nelle scorse settimane, quando nel corso di incontri riservati le istituzioni hanno chiarito a Faircap l'indisponibilità a garantire ammortizzatori sociali e sostegno pubblico davanti a una proposta di ristrutturazione senza fondamento. Cambiamo argomento. Parliamo di strutture sanitarie, AIOP FVG, ANISAP FVG, ARIS FVG e Assosolute FVG, associazioni di categoria delle strutture sanitarie private accreditate regionali, hanno depositato un ricorso contro alcune delle nuove tariffe sanitarie in vigore dal 29 dicembre scorso e hanno unitariamente deciso di sospendere a partire da sabato 1 marzo le prenotazioni in regime di convenzione con il SSR, Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni che sono state oggetto di una drastica diminuzione del rimborso. Ed ancora dalla Regione, le associazioni combattentistiche ed Arma, i sodalizi delle forze dell'ordine, portano un valore aggiunto al nostro territorio non solo per quanto riguarda la memoria storica, ma per i valori fondamentali che trasmettono soprattutto alle nuove generazioni. Ecco perché è giusto che la Regione le supporti e che sostenga in maniera concreta le vittime del dovere. Con queste parole l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti si è compiaciuto per l'approvazione della proposta di legge di iniziativa della maggioranza consigliare. La Regione si impegna ad analizzare negli appositi tavoli tecnici e con il coinvolgimento di altri assessorati le osservazioni e i suggerimenti dei soggetti interessati nell'aggiornamento del piano di utilizzo del demanio marittimo, con l'obiettivo di affrontare le criticità evidenziate nella gestione degli stabilimenti. È quanto ha affermato l'assessore regionale al patrimonio e demanio Sebastiano Callari, che ha incontrato a Udine i rappresentanti delle associazioni di categoria sul tema della revisione del piano di utilizzo del demanio marittimo statale con finalità turistico-ricreativa. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Fino alle prime ore del mattino nel Tarvisiano nevicate in genere deboli fino a fondovalle, possibili foschie in giornata, cielo variabile su tutta la regione con schiarite nelle ore centrali e maggiore nuvolosità verso sera. Sulla costa bora moderata con raffiche sostenute al mattino a Trieste. Temperature minime in pianura fra 6 e 8 gradi, sulla costa fra 7 e 9, le massime in pianura fra 12 e 15, sulla costa fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.